i nostri autori per poi sottoporli all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ovviamente davanti a certi nomi è impossibile dire di no, quindi grande merito va a Pepe Manias, il direttore artistico di questa manifestazione. Adesso anche lui vuole dirvi due parole, quindi le passo il microfono. Buona serata. Grazie a tutti. Io voglio solo dare uno spaccato un po' di tutto quello che oggi accadrà. Adesso Mattia Scalas presenterà Marco Frattini. Marco Frattini è una persona che è rimasta sorda dopo un incidente, ha cambiato la sua vita anche grazie alla corsa. Per quello noi abbiamo avuto l'opportunità di avere, oltre a un grande atleta di Serramanna, che è Mattia Scalas, che come dice un mio amico è bravo come mente corridori, ma è studiato guru, e quindi abbiamo avuto l'opportunità davvero di avere, ecco, e questo è il nostro filo continuo, ecco, nonostante non sia di Serramanna, farei notare a tutti che quasi tutti i coordinatori sono del territorio, sono di Serramanna e si relazioneranno con tutti gli autori. Voglio anche ricordare che finita questo incontro ci sposteremo alle 21 nell'area all'aperto della sala Vico Mossa all'ex mattatoio, dove Luca Telese converserà con me su Cuori Rosso-Blu. Ringrazio ancora tutti, passo la parola quindi a Mattia e a Marco. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Allora, il libro e l'autore che andremo a presentare oggi si legano in modo molto vicino al tema della cura che caratterizza Strangius per quest'anno. Marco Frattini ha scelto un mezzo molto potente per parlare di sé, per parlare del tema della cura. Marco ha perso l'udito e poco dopo aver perso l'udito ha deciso di lasciare traccia della sua vita, della sua quotidianità all'interno di un diario che ripercorre il 2008. Questo libro è quindi in un certo senso un'espressione molto alta di autobiografia e contiene una serie di filoni. La cosa che li accomuna di più è la concezione del rapporto, diciamo, che porta una persona a utilizzare qualcosa come ad esempio la corsa e tante altre passioni che Marco ha per affrontare la quotidianità, che è diventata più complessa rispetto a quelle che possono essere altre quotidianità, dove c'è una sommatoria di problemi, i problemi che tutti abbiamo e i problemi che altri hanno, quelli personali di ognuno, e alcuni ce li hanno un po' più intensi, mettiamola così. Ci siamo messi d'accordo per un monologo. Marco ci parlerà del libro, ci parlerà del suo personaggio, del suo alter ego, Cosmo, e di come Cosmo, chilometro dopo chilometro, affronta la sua vita e i suoi problemi. Ho individuato alcune domande a cui Marco ci darà risposta e che approfitto ora per porre. In particolare, cosa significa per Cosmo / Marco la scrittura? Che cosa ha significato dopo la perdita dell'udito? In secondo luogo, qual è il significato profondo della corsa? La corsa come metafora sotto certi punti di vista, ma anche la corsa come quotidianità. Chi pratica uno sport ciclico di resistenza sa che questo genere di attività sportiva tende in qualche modo a totalizzare, no? E quindi ci saranno una serie di aneddoti, di cose quotidiane che servono a entrare nella vita di una persona. Un altro tema che secondo me si individua è quello del viaggio, sempre legato alla routine. L'attendere il weekend, il fine settimana per recarsi in un luogo lontano per fare una competizione e quindi conoscere un altro posto e magari legarsi a questi posti. Ci sono alcune città che ricorrono spesso nel libro. Le pagine ci portano poi verso il finale, ripeto, è un diario per cui quasi giornaliero che ripercorre tutto il 2008, ci portano quasi sul finale a un grande progetto, il progetto del Teatro del Silenzio, di cui sono sicuro che Marco ci parlerà. Ora credo che sia il momento di far parlare Marco e le sue pagine.
Frattini perché preferisco, siete anche in tanti, così vi vedo anche bene. Sono Marco Frattini, Mattia mi ha presentato, so che ha detto un po' di cose che mi riguardano, magari mi ripeterò. Allora, io arrivo da una nebbiosa Brianza, vengo da Meda, da noi è già iniziato l'autunno, invece qua c'è ancora l'estate, per cui è una fortuna essere qui. Essere stati invitati a questo festival. Mancavo dalla Sardegna dal 2012, venuto qua nel 2012, avevo avuto modo di girarla in lungo e largo per presentare sempre i miei libri. In ogni caso, stasera sono qua e vi racconterò un po' chi sono, un po' che cosa mi ha portato a scrivere questo libro e speriamo possiate avere un piacevole ricordo di questa serata in mia compagnia. Allora, sono qui a raccontarvi l'avventura che mi ha portato a scrivere questo libro. Vedere di corsa e sentirci ancora meno. Perché scrivere questo libro è stata una vera e propria avventura. Un po' come quando ho deciso di correre la prima maratona. Come Mattia sono un maratoneta, sono un podista, sono un atleta. E quando uno inizia a correre, ho iniziato a correre in giovane età anch'io, correndo un po' lungo le campagne intorno a casa mia, lungo i campetti. Poi che cosa succede quando uno corre? Uno corre tranquillamente, poi c'è sempre qualcuno, ci sono sempre altri amici che corrono. Allora si corre assieme. Io non avevo mai corso gare, ho sempre corso un po' per divertimento. Ecco, quando uno incomincia a correre assieme ad altre persone, c'è sempre l'amico che ha corso una gara e incomincia a dirti: oh, sai, ho corso una maratona. E tu dici: oh, bello. Tu non sai che cosa vuol dire correre una maratona? No, io non so cosa vuol dire correre una maratona. E ogni volta che corri con questo amico qua che ti dice: tu non sai cosa vuol dire correre una maratona, tu pensi: no, sì, dai, correrò anch'io una maratona, cosa ci vuole? Continui a correre per i campi, poi a un certo punto arriva un fulmine al sereno, ti trafano la testa e decidi di preparare questa benedetta prima maratona. Ed è successo un po' così anche per questo libro. Ho sempre scritto delle cose per conto mio senza grande importanza, però io voglio. A un certo punto è passata l'idea di dire: ma prima o poi magari scriverò un libro anch'io. Vabbè, continuo a correre per i campi, continuo a dire: scrivere un libro. È arrivato un altro fulmine al ciel sereno che mi ha trafanato la testa dall'altra parte e sono partito a scrivere questo libro. Ecco. Come nella vita di ognuno di noi, quando si compie qualcosa, quando c'è un'avventura, un progetto, qualsiasi cosa, in genere ci sono delle persone che ti accompagnano in questo progetto. In questo progetto mi hanno accompagnato 3 persone che voglio ricordare. Una è l'associazione di Fra, con la quale ho ideato il progetto Teatro Tutto Silenzio, magari dopo ne parleremo. Un'altra è la federazione FSSI. La federazione FSSI è la Federazione Sport Sud Italia. È una federazione per la quale sono stato campione italiano per diversi anni e la presento quando presento questo libro in modo tale che se ci fosse qualcuno che conoscesse, avesse problemi di udito e volesse partecipare alle gare in questa federazione, che sono gare a livello internazionale e nazionale, c'è un sito www.fssi.it dove poter prendere tutte le informazioni al capo. Questa federazione contempla al suo interno non solo l'atletica leggera, ma tutti gli sport normalmente presenti nel panorama sportivo. E poi voglio ringraziare Franz Rossi, che è anche lui uno scrittore ben più quotato di me, che si è occupato della prefazione di questo libro e per cui lo ringrazio. Ecco, partiamo un po' da che cosa ho scritto in questo libro. Questo libro è un diario autobiografico. Parla della vita di Cosmo Capoverde. Perché ho scelto di scrivere un diario autobiografico? Per un motivo molto semplice. Come per la prima maratona mi sono detto: ok, io ero un po' un maratoneta autodidatta
E mi sono detto, Marco, come prepari questa benedetta prima maratona? Perché ok correre, però fare 42 km bisogna prepararsi. Per cui mi sono dato un tempo e una modalità per preparare questa maratona. E allo stesso modo per scrivere questo primo libro, ho detto, Marco, datti un tempo e una modalità. Come modalità mi sono dato una modalità di diario. Ho detto, scrivo tutti i giorni. Così almeno, insomma, tutti i giorni per un anno di fila, che è stato il tempo che mi sono dato. Ho detto, mi do tutto un anno di tempo, tutto il 2008, così alla fine se non ho proprio la testa che non tira fuori nulla, in un anno riuscirò a mettere per iscritto qualche riga. E questo è il risultato di questo anno in cui mi sono messo a scrivere tutti i santi giorni. Che cosa ho scritto? In questo libro parlo della vita di Cosmo Capoverde. Perché ho deciso di parlare della vita di Cosmo Capoverde? Cosmo Capoverde. Parlo della vita di Cosmo Capoverde perché in questo libro, che è un diario autobiografico in cui parlo della mia vita e dove incontro persone, gli amici di sempre, persone che magari non conoscevo, insomma, non ho mai scritto nulla di così, non ho mai scritto nulla di compromettente, però oramai la privacy è un po' come prezzemolo, bisogna mettercela dappertutto, per cui ho scelto degli pseudonimi per tutte queste persone, per tutti questi amici incontrati in questo anno. Alla fine, quando ho finito di scegliere tutti gli pseudonimi per questi miei amici, ho detto, tu Marco, che cosa fai? Metti il tuo nome allo stato puro o scegli uno pseudonimo anche per te? Ci penso un attimo e che cosa succede? Sono un dentista, sono laureato in odontoiatria e protesi dentaria e lavoravo in un reparto di odontoiatria speciale. Nel mio reparto c'era il primario, c'erano i miei colleghi e un giorno succede questa cosa qui. Mi arriva un'email per un'intervista su un giornale di odontoiatria. Avevo già corso qualche garetta con qualche risultato brillante e mi chiedono di parlare della corsa secondo Marco Frattini, secondo il punto di vista di un odontoiatra, di un dentista. Ho detto, caspita, bella questa intervista. Vado al reparto dove c'è il mio primario, dove sono i miei colleghi, dico, oh ragazzi, devo fare un'intervista su questo giornale. Tutti, bello. Salta fuori il mio primario, che notoriamente è quello che sa più del libro, e mi dice, la conosco io la dottoressa Cosma. La fine di questa email c'è scritto così, distinti saluti Cosma. Io da ignorante cado un po' dal fiero, perché mi ricordo che quando ero venuto qua mi avevano detto che il nome Cosma qua è un nome abbastanza popolare, ma era la prima volta che sentivo il nome Cosma e lo leggevo in una mail. Per cui, niente, il mio primario ha detto, la conosco io, la dottoressa Cosma, ho detto, caspita, se la conosci tu, andiamo su tranquillo. Questo libro, questa mail risale al 2007, scusate. A quel tempo Facebook e i social non avevano ancora preso piede come ora, per cui le persone quando ti contattavano non avevi esattamente idea di chi fossero. Avevo ricevuto questa mail per cui non sapevo chi era questa persona qua. Mi devo incontrare con questa fantomatica dottoressa Cosma alle 6 di sera davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Como. C'è una grossa piazza, ci sono tante persone, arrivo un po' in anticipo rispetto all'appuntamento e aspetto. Mi guardo attorno, vedo se c'è qualche donna che mi dà un minimo di consenso. Niente. Magari ne passava qualcuno, cercavo di avvicinarmi per non fare proprio la figura dell'ultimo arrivato. Nulla di fatto. Sono lì un po' titubante, dice, arriverà questa dottoressa Cosma. Allora, a un certo punto, da una vietta laterale, spunta un tizio, si mette davanti a me e fa, piacere, sono il dottor Cosma. E fa, come? Io aspettavo una bella donna e mi si presenta un uomo. Alla fine
il mio primario voleva fare sempre quello che non sapeva più del libro, e io dicevo, ma no, alla fine sa sempre tutto, e invece si è rivelato un po' un bavagliotto, come si dice nel mio paese. Insomma, che cosa ho scritto in questo libro? In questo libro, ripeto, parlo della vita di Cosmo Capoverde. In questo libro, il progetto originario di questo libro voleva essere un libro che parlasse di corsa, perché il podista, il maratoneta, è un po' come il tifoso del bar dello sport. Qua siete tutti tifosi del Cagliari? Insomma, sarete tifosi di qualche squadra. Io sono un juventino, ma così tanto per dire. Vabbè. Però che cosa succede quando c'è una partita, quando c'è la nazionale in TV? In quel momento diventiamo tutti dei CT della nazionale. Io avrei fatto giocare questo, io avrei fatto entrare questo, io questo non l'avrei neanche convocato. Ecco, la maratoneta è fatta un po' della stessa pasta. Non appena tu corri una gara di qualche chilometro, ottieni un risultato scarso o modesto, tu senti in dovere, in diritto di poter raccontare la tua, il fatto di allenamenti, di come preparare una corsa, una maratona. Io avevo qualche risultato da parte, per cui mi sentivo un po' di scrivere della corsa secondo Marco Frattini, un progetto fantascientifico. È il 27 dicembre del 2007, il 1 gennaio 2008 sta per arrivare e incontro una persona che non incontravo da tanto tempo. Ci salutiamo, arrivederci. Il 1 gennaio 2008 sta per arrivare, via che inizio a scrivere in corsa, boom, guarda che cosa succede. Non mi metto più a scrivere di corsa come avevo preventivato, ma mi metto a riversare sulla carta i miei pensieri più beceri, più puri e più banali. E cosa è successo? Che più scrivevo, più ci provavo gusto. Ecco, voi siete qua adesso, state pensando un po', sì, mi state ascoltando, ma magari mi viene in mente qualche cosa in testa di te. Oh, cazzo, pensa a te cosa mi viene in mente. Oppure capita le volte che siete al lavoro, siete per strada, siete in macchina, siete dove volete, siete all'università e viene in mente una cosa e dite, caspita, è venuta probabilmente questa cosa qua, me la devo ricordare. Poi succede, non so, arriva una telefonata, arriva il marito, la moglie, questa cosa qua non ce la ricordiamo più e svanisce, un po' come quei sogni. E notte siamo nel nostro mondo onirico, in genere facciamo dei sogni magari che ci prendono tantissimo, che diciamo, che bellissimo sogno che sto facendo, poi ci alziamo dal letto, oh sai cara, ho fatto un sogno bellissimo, cosa ho sognato? Oh, non me lo ricordo più, ecco. Quando scrivevo questi pensieri non c'era problema di dimenticarli, sì, magari qualche minuto ci veniva, ma il grosso lo mettevo subito più per iscritto, per cui mi ricordavo sempre quello che mi era venuto in mente. E che cosa succedeva da questo pensiero originario? Da questo pensiero originario ne scaturiva un secondo, e da questo secondo un terzo, e un quarto, e un quinto, e un sesto, un settimo. Alla fine, secondo una logica un po' freudiana di associazione di idee, mi sono ritrovato a scrivere questo libro in maniera quasi automatica, per cui è stato molto piacevole arrivare alla fine di questo libro, mettere il punto fine di questo libro senza una difficoltà reale. Ecco, quando vi parlo di pensieri, che cosa vi voglio dire? Nulla di così eclatante, ma in sostanza rivedevo quello che mi succedeva durante la mia giornata in termini più emozionali che di cronaca. E che cosa ne veniva fuori da tutta questa nebulosa cosmica di pensieri? Delle cose della mia personalità che già intravedevo, ma che mettendole lì, nero su bianco, non potevo dire non è così e basta, perché è stato un diario molto genuino. Quando ho scritto questo libro, alla fine mi sono trovato a scoprire una cosa, che io manco di quel famoso celebrato centro di gravità permanente alla Battiato. Avete presente la canzone Centro di gravità permanente di Battiato? Ecco, Battiato ti dice, se tu hai un centro di gravità permanente, hai una fortuna sfacciata così, perché hai certezze
hai delle idee che non ti cambieranno mai, hai un'opinione costante sulle cose, sulla gente, che non, insomma, per cui è un grosso vantaggio avere un centro di gravità permanente. Però secondo me c'è anche un piccolo svantaggio nell'avere un centro di gravità permanente, ossia di perdersi tutto ciò che c'è attorno a questo centro di gravità permanente, perdersi tutto l'universo che abbiamo attorno. Ecco, quando io presento questo libro, insomma, vi racconto una storiella che ormai sono 10 anni che ripeto a memoria, per cui insomma, magari non fa tanto effetto. Però per farvi capire il lavoro che c'è stato dietro questo libro, faccio un esempio in genere. Allora, io abito a Meda, vicino a Milano, nella Brianza. Intorno a casa mia ci sono delle belle montagne, anche qua ci sono delle alture che non conosco, però visto che comunque monti impegnativi dovrebbero esserci, salite impegnative dovrebbero esserci. Ecco, io paragono quello che è stato un moto dell'animo, ossia scrivere un libro per un anno di fila e mettere in sobbuglio tutte le proprie certezze, tutte le proprie idee, a quello che potrebbe essere la camminata sulla cima di una montagna. Io qua in Sardegna conosco solo la Sella dei Giganti, scusate ma conosco solo quello, magari per voi è una passeggiata, però mi sembra un'altura abbastanza impegnativa. Insomma, quando si va in montagna dalle mie parti, anche per una gita di mezza giornata, in genere ci si prepara un po'. Insomma, ci si testa un po', si dice ok, sono andato in montagna a fare una passeggiata una settimana fa, un mese fa, un anno fa, però mi sento in grado di affrontare una camminata sulla cima della montagna. Quando si va in montagna bisogna essere un po' equipaggiati, bisogna avere uno zainetto, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, un ricambio, un kiwi, perché non si sa mai, perché il tempo può cambiare da un momento all'altro. Qua in Sardegna c'è sempre il sole, per quei problemi non ne avete. Insomma, alla fine tu hai deciso di fare questa passeggiata sulla cima della montagna. Insomma, hai messo a punto questo progetto. Dici, domani mattina mi alzo e vado sulla cima di quella montagna lassù. Domani mattina ti alzi, guardi il cielo, il tempo è bello, il cielo azzurro, un po' come qua che c'è sempre il sole, vai all'inizio del sentiero e parti per arrivare sulla cima della montagna. Incominci a camminare, prima mezz'oretta, gambe scioltissime, oggi arriverò sulla cima della montagna in 448, non mi ferma nessuno. Avanti, passano 40 minuti, la coscia comincia a pizzicare, il ginocchio comincia a fossare e ti metti un po' sul chi va là. Vabbè, andiamo avanti. Estate, sapete bene che qua d'estate si muore dal caldo, anche dalle mie parti, quando c'è il sole, c'è un'afa tremenda, incomincio a bere tutto quello che ho nello zaino, perché sto sudando come un matto, finisco quello che ho nello zaino, dico sì, vabbè, tanto più su c'è un rifugio, prenderò qualcosa da bere quando arrivo su in alto. Vado avanti, passano il tempo, passano le ore, sono sempre più affranto, sempre più distrutto. Ad un certo punto, nuvoletta fantoziana, 2 gocce di pioggia e dico no, caspita, stamattina deve essere una giornata splendida che dovevo arrivare su in cima alla montagna in 448, adesso sono qua che devo strisciare. Ho finito tutto quello che c'era da bere, tra un po' viene giù il diluvio universale, sono mica più tanto convinto di arrivare sulla cima della montagna. Che cosa faccio? Ecco, magari qualche dubbio ti viene, qualcuno dirà magari oggi non è proprio la giornata ideale per arrivare sulla cima della montagna, forse è meglio tornare indietro. Altre persone invece dicono no, oggi ho deciso di arrivare su, vado su, costi quel che costi. Si fa fatica,
più volte stesso il punto di dire ma chi me lo fa fare, però alla fine si arriva sulla cima della montagna. Quando si arriva sulla cima della montagna, quando si arriva, credo, anche sulla cima della Sella dei Giganti, quando si arriva sulla cima di una vetta, di solito alla vista si apre uno spettacolo che affaga e rinvigorisce le forze e dici, oh, pensate cosa mi sarei perso se avessi rinunciato a continuare. Ecco, ed è esattamente questo quello che è successo alla fine, quando ho messo in punto fine a questo libro. Ho detto, Marco, ma chi te lo fa fare? Forse è meglio smettere, perché è inutile che continui a scrivere cose che non interessano a nessuno, però alla fine sono riuscito a mettere il punto fine dopo un anno a questo libro. Quando uno riesce ad arrivare alla fine di una maratona, alla fine a mettere il punto fine di un libro, alla fine di un percorso scolastico, alla fine di 10 km, alla fine di un qualsiasi percorso lavorativo, di qualsiasi progetto, alla fine magari di questa avventura del vostro festival letterario, in cui anche sono richieste tante forze, tanti sforzi, tante rinunce, però uno dice, ah, caspita, mi sento finalmente ripagato di tutti questi sforzi e mi sento l'anno prossimo rifarò ancora il Festival Letterario Stranius. Domani andrò a correre sulla cima di quella vetta lassù. Domani, la settimana prossima, correrò di nuovo una maratona, correrò una 10 km. Scriverò un altro libro, farò un nuovo progetto lavorativo. Ecco, si tendono a fare dei voli pindarici. Quando ho scritto questo libro sono rimasto coi piedi per terra. In che senso? Ho parlato della mia vita, delle mie esperienze, di tutte quelle mie esperienze che hanno messo alla Berlino le mie certezze. Ho scritto tutte quelle domande che sono ancora a chiedermi. Ma com'è possibile che certe cose accadano e non sia possibile darsi una risposta definitiva? Io ho provato a rispondere ad alcune domande. In alcuni casi ho provato a spiegare il senso della mia logica. In altri ho detto, oh, ragazzi, io non so, ho questa domanda che mi tampina nella testa. Ho provato a chiedermi il perché e il per come, ma non ce l'ho fatta. Se volete dare risposta a certe domande dovrete provarci voi, perché insomma io ad un certo punto ho dovuto arrendermi, insomma. Ecco, in questo libro alla fine ho dato vita a tanti dubbi che a loro volta hanno generato altri dubbi e che non hanno portato delle certezze definitive. Con questo ho concluso un po' il racconto di questo libro. Adesso vorrei leggervi un'ultima parte. Mi sono dimenticato di dire una cosa che magari ha detto Mattia. Qui ho il mio diario di bordo che mi porto. Ho compilato 7-8 di questi diari. Posso scriverci altri 15 libri, insomma. Se volete farmi una domanda, scrivetemi pure, sono contento se volete chiedere qualcosa. So che Mattia mi ha già posto delle domande che dopo leggerò. Scrivetemi pure tutto quello che volete, chiedetemi tutto quello che volete. Mettete il vostro nome così magari vi ricorderò nei miei libri futuri. Mattia, allora leggiamo questo passo. Allora, questo è un passo che si riferisce dell'11 settembre del 2008. Non so se vi ricordate cosa sia successo il 10 settembre del 2008. Io so che non si ricorda nessuno, tanto chi se lo ricorda gli regalo il libro. 3, 2, 1, ok, sto fuori telefonate. Ve lo dico io, adesso magari mi ritornerò alla memoria. Il 10 settembre del 2008 c'è stato quel famoso esperimento al CERN di Ginevra. Non so se vi ricordate, quelle due particelle che si dovevano scontrare e sembravano esplodere il mondo da un momento all'altro.
Siamo ancora qua, per fortuna. Ecco. Il giorno dopo mi è venuta in mente questa cosa che vi leggo. Abbiate pazienza e cercate di capirmi. Allora, a un giorno dell'esperimento che avrebbe dovuto stravolgere le sorti del mondo, mi riferisco allo scontro delle particelle verso l'oceano di Ginevra, non si hanno effetti visibilmente rilevabili, nessuna anomalia da segnalare piuttosto che novità di particolare impatto. La veridicità del tempo che scorre, ancora una volta, è segnata da una nuova crisi con dibattiti su variazione breve di una delle fiche amiche. Se l'armonia subatomica è dovuta al rapporto di neutrini, neutroni e quant'altro, la disarmonia interpersonale si basa sulle difficoltà di accettare la diversità degli altri. Trovare un legame stabile nelle molecole è molto più facile della ricerca di un'anima che resista a confrontarsi con la sua controparte per un periodo superiore allo scorrere delle 4 stagioni. Il vero Big Bang è quello che dà vita alla scintilla dell'amore, fenomeno portato all'espansione del cuore, ma che in molti casi inflade secondo schemi consueti fino a creare un buco nero nell'animo degli amanti. Chissà se tutto questo potrà essere chiarito in futuro secondo una sperimentazione falsificabile. L'amore di per sé è scienza, per il solo fatto che si possono ripercorrere, secondo fasi irripetibili, tutti gli stadi della sua evoluzione. Ecco. Mattia, intervieni tu che avevi un goccio d'acqua, poi... Come vi ha detto Marco, come vi ha detto Marco, allora gira un quadernetto per cui se qualcuno ha delle domande, prego. Io sono felicissimo di aver ascoltato da Marco un po' della sua storia, che tra l'altro permette di interpretare con un'altra chiave di lettura anche il testo. Da un certo punto di vista io ho conosciuto Cosmo prima di conoscere Marco, ecco. La prima domanda che avrei è come, Marco, sei diventato sordo e quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, siamo preparati, non pensate che abbia capito? Allora, Mattia mi ha chiesto com'è che sono diventato sordo. Allora, la mia è una sordità un po' atipica. Nel senso che ho perso definitivamente l'udito all'età di 30 anni. Come è venuta un po' la perdita di questo udito? È venuta un po' per gradi. All'età di 18 anni, 17-18 anni, sono stato operato in neurinodo acustico a destra. Che cos'è il neurinodo acustico? Il neurinodo acustico è un tumore benigno che si accresce all'interno della cavità cranica e mi hanno trasportato questa massa tumorale di circa 7 centimetri. E hanno trasportato questa massa tumorale e hanno reciso un nervo acustico di destra. Ecco, una cosa che magari non vi ho detto, io sono stato fonico, sono stato musicista. Fino a quando non ho perso l'udito ho continuato a fare fonico, a fare musicista, solamente con l'orecchio sinistro. All'età di 30 anni è subentrata una complicanza che mi ha fatto perdere definitivamente l'udito a sinistra. E solo questo nel 2006. Solo nel 2013 sì, abbiamo deciso per il secondo nuovo intervento e ogni volta che tu vai a trovare il neurochirurgo c'è sempre qualche sorpresina. L'altra volta mi sono ritrovato con la paresi destra, stavolta sono stato operato a sinistra, mi sono ritrovato con l'occhio bendato, senza più sentire, perché tanto già non ci sentivo, anche qua con una parestesia a sinistra, e alla fine tutte queste cose qua mi hanno fatto portare una scelta. Ho abbandonato definitivamente l'odontoiatria perché fino a che ci vedevo bene, fino a che l'equilibrio era buono, finché riuscivo a vedere con entrambi gli occhi, fare l'odontoiatra, fare il dentista era ancora possibile. Nel momento in cui le cose sono diventate un po' più impegnative, comunque la responsabilità è sempre, insomma,
devi operare sempre con le persone, devi essere a contatto con le persone. A quel punto mi sono detto, Marco, forse è meglio abbandonare questa professione e provo a fare qualcos'altro. Ecco. Cosa succede cosa è successo dopo il 2008, dopo il 2006 e comunque dopo il 2008, anzi arriviamo al 2012. Allora, io come vi ho detto ho perso l'udito nel 2006. Non dico che ero già preparato perfettamente a questa cosa qua, però insomma avevo fatto il primo intervento a 18 anni. Mi era stata fatta una nuova diagnosi qualche 2 o 3 anni dopo di avere delle recidive e che quindi molto probabilmente avrei dovuto essere sottoposto a un nuovo intervento. Per cui, insomma, quando ricevi una diagnosi non è mai bella, di qualsiasi tipo sia. Qualsiasi tipo di diagnosi, insomma, ti cadono un po' i piedi per terra, però poi, insomma, se hai la forza, ti riprendi, reagisci, capisci che alla fine la vita va avanti, puoi continuare a fare delle cose. Scopri che comunque eri un maratoneta di medio livello, sì, con tempi modesti, però appartenevi sempre al limbo dei maratoneti. Scopri che esiste una categoria di sordi, delle gare dove ci sono atleti sordi che competono in Italia e nel mondo e dici no, alla fine i miei tempi sono compatibili con questa categoria e magari posso anche permettermi di vincere qualche titolo. Decidi di provare, di impegnarti e non solo ti porti a casa per 6 volte 6 titoli italiani, ti porti a casa anche 3 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. Alla fine riesci a ottenere dei risultati che ti fanno alzare anche un po' il tuo livello tra le persone, tra gli amatori, per cui sei lì, diventi un top runner, perché i miei tempi erano da top runner, per cui è sempre piacevole quando ti dicono sei un top runner, sì, sono un top runner, adesso magari fossi un top runner, però quando corri e sei un top runner ti permetti di correre, di partire davanti, di arrivare sempre davanti, di fare la doccia per primo, per cui non devi stare in coda ad aspettare. E quindi già il fatto di correre e di essere considerato potenzialmente una persona che può andare a podio è una bella soddisfazione. Vi ho detto, vi ho parlato di quel progetto Il Teatro Oltre il Silenzio. Che cos'è questo progetto e come è nato? Allora, vi ho detto che ero un fonico, ero un musicista. Suonavo la chitarra nella mia band, andavo in giro a fare i service per festival, per concerti. Una volta che ho perso l'udito, ho dovuto piantare la chitarra al chiodo, non tanto perché non fosse più possibile. Settimana scorsa finalmente ho riniziato, sono andato a riprendere, avevo un sogno nel cassetto, iniziare a suonare la batteria. E sono andato a prendere la mia prima lezione di batteria una settimana fa. Ecco, suonare come senza sentire non è impossibile, bisogna utilizzare certi accorgimenti, ma è possibile. Io venivo da un periodo di grandi esaltazioni musicali in cui sei con la tua chitarra, hai amplificatori a tutto volume che ti scalano dietro la schiena. Quando non senti più tutte queste cose, allora dici no, meglio lasciar perdere. Che cosa succede? Anche andare al cinema, a teatro, era un po' difficile. Adesso incominciano a uscire un po' di espedienti, un po' di soluzioni tecniche che agevolano. Però parliamo di 10 anni fa, di 12 anni fa, non c'era ancora niente.
insomma, c'era il televideo, c'è sempre stato, che mi ricordo, però andare al cinema e a teatro era impossibile. Avevo un'amica a teatro che si occupava, era mica roba che faceva spettacoli teatrali. A Roma non si capisce più mai, o sono tutti attori o sono tutti tassisti. Sta di fatto che questa mia amica faceva spettacoli teatrali, ne faceva tanti, ma c'erano sempre 4 gatti che andavano a vedere questi spettacoli, sì, ogni tanto c'era qualcuno. Allora un giorno vado a vedere questo spettacolo e gli faccio questa proposta. Ma perché nei vostri spettacoli non inserite di sottotitoli? Così magari le persone come me sanno che c'è questa possibilità e vengono a vedere questo spettacolo. Ci pensano un attimo, cosa facciamo? In sostanza gli do questa idea. In questo spettacolo cosa dovete fare? Dovete inserire all'interno del contesto scenico dei sottotitoli, dovete un po' riprendere la famosa pagina 77 di Televideo. Abbiamo preso un videoproiettore la prima volta, abbiamo proiettato tutti i dialoghi che si venivano detti durante questi spettacoli con questo proiettore. La cosa ha avuto un certo interesse che anche noi ci aspettavamo e ci hanno chiesto di implementare questa cosa anche per gli infovidenti, per i ciechi. Caspita, insomma, fino a quando si trattava di sordità andava tutto bene perché ci poteva arrivare. Insomma, l'associazione di Fra adesso porta avanti questo progetto. È un progetto dove si cerca di abbattere le barriere artistiche, un po' come le famose barriere architettoniche. I comuni, le stazioni una volta avevano gli scalini, le persone in carrozzella avevano difficoltà a muoversi non solo accompagnate ma anche autonomamente, insomma. Insomma, le persone che hanno delle disabilità vorrebbero essere agevolate un po' come tutte le altre persone, se fosse possibile. A livello di barriere architettoniche si incomincia a vedere qualcosa e anche a livello di barriere culturali, artistiche, incominciano a saltare fuori certi accorgimenti, perché questo comunque l'associazione di Fra porta avanti degli spettacoli dove non solo vengono offerti espedienti per i sordi e gli facultici come me, ma vengono offerte anche delle soluzioni attraverso l'audiodescrizione per persone cieche e infovidenti. L'audiodescrizione, in sostanza, in maniera molto semplice, è un po' come le famose fiabe sonore. Durante la scena le persone sentono i dialoghi, però hanno una cuffietta dove una voce narrante cerca di spiegare un po' quello che avviene durante questa scena. Quindi capite, la sordità toglie, però la sordità dà anche, perché mi sono trovato a essere campione italiano di pizza e fichi. Ho messo su un piccolo progetto che ha dato vita a qualcosa che comunque continua a perpetuarsi, per cui insomma, poi ne è nato un libro che parla della vita di Marco Frattini, un ragazzo sordo che ha deciso di correre e di raccontare la sua vita. Non so se oggi, se fosse stato Normo Dente, mi avreste invitato qua. Dico solo che 10 anni che vado in giro lungo e largo per l'Italia, e un po' perché questo libro ha un suo perché, un po' perché ho la fortuna di aver scritto un libro spinto anche magari da questo desiderio che non so se sia nato in contrapposizione alla sordità, però so che è successo per cui è arrivato. Insomma, ragazzi, non è tutta roba e fiori, la vita al giorno d'oggi è difficile per chiunque, siamo qua in un periodo che siamo tutti in ballo con sto Covid, che cosa sto Covid nessuno lo sa, e siamo qui che cosa facciamo, tutto fermo e immobile, per cui le difficoltà che ho io sono le stesse che avete voi, e si tratta solo di trovare un attimo la propria modalità di affrontare le soluzioni. Non è facile, non è mai semplice. Si tratta di provarci, a volte si riesce, a volte non si riesce, però insomma, alla fine insisti, qualche gara si riuscirà
a vincere. Se c'è qualche altra domanda rispondo volentieri, se no mi lascio anche andare. Grazie mille. Io vedo che il quadernetto si sta riempendo, per cui aspetterei ancora un pochino, poi se qualcuno ha ancora delle domande, appunto lì c'è il quadernetto che gira. Ecco le domande. Certo. Allora, abbiamo una prima domanda. Allora, sei riuscito a trovare un modo per non allontanarti dalla musica? Di Maria Grazia Redda. Poi ci chiedono, anzi è un augurio, credo che tu possa affermare che la tua vita, con il sopraggiungere dell'assurdità, ha avuto un'impennata molto positiva. Hai avuto una grande opportunità, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare. Sei d'accordo nel riconoscere di essere molto fortunato? Manuela Ortu. Poi abbiamo una terza, anzi un augurio forse. Ciao Marco, curiosità. Frequenti o hai frequentato dei corsi per imparare a leggere il labiale? Hai avuto difficoltà a trovare questi corsi? Un abbraccio a pizza e fichi, da Enrico. Dico io. Allora, sono riuscito a trovare un modo per la musica. Allora, in Italia la musica c'è sempre stata, perché comunque sia una chitarra ce l'ho ancora lì, l'ho presa al chiaro, però ogni tanto la tiro fuori. Delle bacchette per la batteria le ho lì e poi me le sono ricomprate. La settimana prossima ritornerò a spendere tutte le mie miserie nei negozi musicali. E per cui sì, più che trovare un modo per, cioè, il modo è stato più che altro è stato ritrovare un perché, uno stimolo. Non so se non sono in grado di spiegare questo stimolo, so solo che è ritornata un po' la voglia di rimettersi in gioco con la musica. Riparto dalla batteria perché la batteria è sempre stata uno strumento che avrei voluto suonare fin quando ero bambino. Io ho sempre abitato in condominio, i miei genitori mi hanno sempre vietato di fare il macello con fusti di Xan e robe del genere, per cui mi sono dovuto accontentare e mettermi a suonare la chitarra. Ad un certo punto ho scoperto che esistono delle batterie anche che non fanno macello, per cui riprendo un po' da questo strumento che ho sempre desiderato. Sì, la mia vita ha avuto un'impennata da quando ho perso la sanità, lo riconosco e non credo ci sia alcun dubbio. Ma l'impennata non è che è arrivata, insomma, succede che fino a quando ci sentivo dormivo, perché la gente, le persone ti dicono le cose, ma le persone ti ripetono le cose, ripeti le cose, ma le persone non ti ascoltano. Io non ci sentivo. Ad un certo punto c'è stato un dialogo interiore che fervete e continua ad andare avanti. E a un certo punto, se non vuoi ascoltare le altre persone, sei obbligato ad ascoltare te stesso. E a un certo punto, se hai a che fare con te stesso e basta, dici: oh Marco, che palle che sei, vedi di fare qualcosa per darti una mossa.
ho detto, se fino a un certo punto era un po' uno scolare in dormenta, proviamo a reagire un po'. Ecco, non è sempre così, non è che fino al 2006 mi sono rotto le scatole, no. Insomma, avevo un po' la testa verso altre cose. Forse sotto certi aspetti la sanità mi ha permesso di maturare in alcuni ambiti, che non vuol dire che sono maturato sì, in tutte le cose, però insomma in certe cose sicuramente mi sento un po' più riflessivo. Ho frequentato dei corsi. Allora, ho frequentato dei corsi per imparare a leggere labiale, ho frequentato dei corsi per studiare la LIS. La LIS è il linguaggio dei gesti. Ripeto, io non sono un sordo nativo. Fino a 30 anni ho avuto la possibilità di avere a che fare con persone che ci sentono normalmente, per cui entrare un po' a contatto con il mondo della sordità è stata un'esperienza nuova. Conoscevo, sì, il linguaggio dei gesti, ma non sapevo esattamente che cosa fosse. Nel momento in cui diventi sordo capisci l'importanza dei rapporti extrasensoriali della comunicazione visiva, per cui capisci anche l'importanza del linguaggio dei gesti. Quando tu entri nel mondo della sordità scopri delle cose che non immaginavi mai. Cioè, il mondo della sordità, io pensavo fosse un mondo abbastanza unito, invece non è. Insomma, ci sono i sordi nativi, ci sono i bambini che magari nascono da famiglie che, insomma, le cose sono un po' cambiate negli anni, per cui anche le aspettative di vita sono diverse. Adesso esistono degli espedienti tecnologici, gli impianti acustici, gli impianti cochleari, gli apparecchi acustici che possono agevolare di gran lunga le persone che non sentono. L'impianto cocleare è un intervento molto invasivo, per cui, insomma, prima di fare un intervento di questo genere, insomma, non è semplice arrivare ad una scelta di questo tipo, specialmente se si ha dei genitori che devono fare una scelta per questo bambino. Anche perché a volte questi impianti vanno bene, a volte ci sono delle controindicazioni, non sempre risultano funzionanti, però ecco, insomma, anche il mondo della sordità è un mondo, alla fine è un po' come c'è PD e Forza Italia, un po' c'è destra e sinistra. Insomma, ogni ambito ha i suoi schieramenti. Quindi, però, l'importante è essere a conoscenza di queste realtà e comunque cercare di agevolarsi, di agevolare queste realtà. Io ho fatto dei corsi di LIS. Questo è un linguaggio vero e proprio, è un linguaggio che ritengo utile se comunque tu hai la possibilità di sfruttarlo, perché non so quanti di voi qua conoscono la LIS. Io la conosco poco, però anche se io la conoscessi perfettamente, e qui non c'è nessuno che la conosce, capite che risulta un po' inutile, perché comunque c'è bisogno sempre di una persona che sappia. Se tu studi il russo e parli solo con persone che abitano qua in Sardegna, cosa ti serve studiare il russo? Ecco, è un po' la stessa cosa. Però comunque quando ripeto, sono venuto a contatto con persone che parlano, qualcosa capisco, altre volte ho difficoltà, però insomma
Anche le persone sorde che parlano la LIS apprezzano il fatto che tu scifravi, che comunque tu conosca questo linguaggio e che non l'abbia sfratti, perché comunque, ripeto, è una cosa utile in molti casi e varrebbe la pena che tutte le persone lo conoscessero. Basta. Allora, grazie mille, grazie a Marco e direi grazie a tutti. Buona serata. Per chi volesse, ci sono qua i miei libri, almeno posso prendere il biglietto per tornare a casa. Ho fatto il biglietto in sola andata, Vi chiedo ancora un attimino di pazienza perché chiamo nella zona relatori, le ragazze dell'Associazione Culturale Tradizioni Popolari. Venite pure. Un piccolo ricordino di questa esperienza. Grazie Marco. Grazie Mattia. Grazie. Poi vorrei innanzitutto fare un applauso ai nostri due ospiti. Poi vorrei chiamare qui accanto a me signora Martina. Questo festival si basa in grandissima parte sulla buona volontà, sull'ospitalità, sulla disponibilità, il buon cuore di alcuni nostri concittadini che ci mettono a disposizione la loro abitazione. Signora Martina è stata una di queste, quindi le facciamo un piccolo dono che è solo un simbolo che simboleggia appunto la nostra gratitudine. No, è quello? Venite. Grazie ancora, un applauso signora Martina. Allora, noi ci vediamo alle 9, 9 e un quarto circa con Luca Telese nell'area esterna della sala conferenze Vico Mossa, qui in via Parrocchia. Grazie per la vostra presenza sino a qua, a dopo. Mi accendete? Sì, poi c'è un piccolo cumbideddu che osserva ovviamente le regole anti-Covid all'interno della casa di signora Martina, quindi vi chiedo di avvicinarvi, grazie. Luke